Prosegue l'impegno del Comitato Trenitalia Nuorese per ottenere che anche la provincia di Nuoro sia servita da un'efficiente rete ferroviaria gestita dallo Stato. Il presidente del Comitato, Claudio Solinas, è stato sentito dalla Commissione Consigliare Infrastrutture e Mobilità. Nel corso dell'audizione è stata chiesta e ottenuta la convocazione di Rete Ferroviaria Italiana per conoscere le intenzioni su un'eventuale cessione della linea Nuoro-Macomer, ma anche la convocazione del Comitato Adesso Basta, che si batte per la messa in sicurezza della statale 129 Nuoro-Macomer, con il quale Trenitalia Nuorese condivide l'obiettivo di un sistema di trasporto più sicuro e moderno mediante la ferrovia. Il Comitato Trenitalia Nuorese ha illustrato ai commissari la necessità di una rete ferroviaria moderna per Nuoro e la sua provincia, da sempre isola nell'isola, e ricordato di aver raccolto 10.000 firme in seguito alla petizione popolare che chiedeva un treno moderno e veloce per Nuoro, petizione che è stata approvata nella precedente legislatura il 27 giugno 2017 con 46 consiglieri regionali su 46 presenti. Ma ricorda il Comitato Trenitalia Nuorese, a distanza di 2 anni il servizio offerto dall'ARST sulla linea Macomer-Nuoro risulta immutato, 1 ora e 16 minuti per percorrere 57 km, e l'alternativa è che la stazione più vicina è a Basanta a 54 km. Per questo Nuoro, capoluogo di provincia, chiede la rete ferroviaria nazionale e lamenta la chiusura della ferrovia per 60 giorni all'anno e la presenza di guardia barriere come accadeva nel 1889. Un treno lentissimo, con tempistica ferma e non migliorata neppure rispetto all'impegno assunto dalla Regione con la mozione che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Il Comitato ha infine comunicato che di recente, il 10 giugno, è stata ceduta la Ferrovia Centrale Umbra a RFI, ma anche la Ferrovia del Sud-Est e della Puglia, da qui la necessità di una cessione della linea Nuoro-Macomer a Rete Ferroviaria Italiana per raggiungere gli obiettivi di mobilità con collegamenti con tutte le città sarde, con i porti e gli aeroporti, ma anche l'obiettivo della crescita e dello sviluppo.